Parliamo di vela. Siamo in compagnia di Giulia Marella ed Alba Maria Zardetto, entrambe della Compagnia della Vela di Venezia. Innanzitutto, ragazze, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, Buonasera, grazie a grazie a voi. voi. Allora, ragazze, siete fresche di una coppa molto importante, di una vittoria molto importante, perché la Compagnia della Vela di Venezia ha portato a casa due titoli italiani in classi ILCA. ILCA, per chi non lo sapesse, sta per International Laser Class Association, e questi titoli li avete vinti nel campionato che si è tenuto dal 31 ottobre al 4 novembre al Circolo Nautico Andora. Voi siete state, lo diciamo a beneficio dei nostri telespettatori, su 144 iscritti in classe ILCA 4, la prima classificata è Giulia Marella per la prima under 18 e Alba Maria Zardetto è la prima under 16. Detto questo, ragazze, come sono stati questi 5 giorni dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dell'agonismo? Chi di voi due vuole Allora, parlare per sono... prima? Parli tu, Giulia? Ok. Sì, sì, sì. Allora, siamo stati ad Andorra appunto questi 5 giorni dove abbiamo fatto appunto questa regata che è la Coppa Campioni. Sono stati 5 giorni molto belli, proprio intensi di regate e sono state però delle regate molto difficili perché comunque il vento è sempre stato un vento medio leggero e ci sono sempre state delle lunghe attese e molto spesso appunto abbiamo dovuto aspettare il vento, ci sono state molte soste e quindi è stato anche molto difficile mantenere la concentrazione, soprattutto sia durante la giornata e sia durante comunque durante tutta la manifestazione. Però insomma siamo riuscite a rimanere sempre concentrati e a gestire le energie per tutta la manifestazione. Sì, esatto. E sono stati 5 giorni abbastanza intensi, altalenanti Altalenanti? tra, esatto, tra man- mantenere la concentrazione e soprattutto anche l'ansia probabilmente da immaginare la prestazione, contando che era anche un campionato italiano. E come ho detto prima, condizioni medio leggere, quindi a cui eravamo abbastanza abituate, contando dove ci alleniamo. Magari per eccezione dell'ultimo giorno in cui il vento è salito un po' di più, però condizioni sempre vento di salti di vento un po' difficili rispetto al solito, però per il resto sì, non erano poi così brutte. Molto L'importante da comunque mantenere. è... Sì, dimmi scusa. Sì, l'importante era mantenere la concentrazione anche nonostante brutte prove, magari cercare di recuperare con quelle future. Voi che fate vela da diverso tempo, anche se siete giovanissime, spiegateci una cosa, che preparazione ci vuole per competere appunto alla Coppa dei Campioni ILCA? Allora, ci serve una preparazione che rimanga continua tutto l'anno, serve molto allenamento, appunto, serve appunto rimanere costanti e allenarsi cioè, tutte le occasioni possibili, sempre appunto alla massima concentrazione, sempre mettendo il massimo per appunto comunque lavorare, migliorarsi ed arrivare ad avere risultati, quindi serve molta determinazione. Sì, esatto, c'è anche una certa voglia amore verso lo sport, non fare uno sport per forza o tanto per fare qualcosa, ma avere proprio voglia di raggiungere, di porsi degli obiettivi, di raggiungerli nonostante magari le difficoltà che si incontrano durante il percorso dovute, non so, magari di condizioni o periodi di poco vento e avere sempre una certa costanza e la determinazione di raggiungere quell'obiettivo che alla fine arrivano.
costanza e determinazione sono qualità che poi vi possono tornare utili anche nella, chiamiamola, vita quotidiana, in particolar modo a scuola, perché immaginiamo non sia facile conciliare studio e impegno sportivo agonistico. Voi come ci riuscite? Beh, allora sì, non è facile, bisogna, diciamo, organizzarsi molto, bisogna ottimizzare i tempi e insomma sì, gestire bene il tempo penso che sia appunto la chiave per gestire sia lo studio sia l'attività sportiva. Sì, e anch'io vengo da un ambiente in cui ho conciliato da sempre due sport, sia la vela che un altro sport, iniziando dapprima con la pallavolo, passando poi al triathlon, che era molto più impegnativo, motivo per cui ho lasciato perché ho voluto concentrarmi di più sulla vela e questa cosa ha pagato alla fine, anche se anche adesso continuo a fare un secondo sport per un mantenimento del fisico, per poi i successivi obiettivi, però anche con la scuola, sì, ottimizzare tutti i tempi, non perdere tempo e anche in regata, dopo, nonostante le giornate dure che siano, ottimizzare quel poco che gli rimane per continuare a tenere il passo scolastico, se no è difficile fare tutte le regate, tutti gli impegni che si hanno in programma. E a proposito di impegni, quali saranno gli impegni successivi per quanto riguarda voi, nelle gare, insomma, i vostri appuntamenti futuri? Diciamo, gli impegni successivi più importanti a livello nazionale saranno appunto con l'inizio del 2025 e sarà soprattutto il primo impegno è la prima Italia Cup che si terrà ad Olbia a febbraio. Esatto, poi continueranno con altri Italia Cup, magari Gallipoli, comunque posti comunque impegnativi e che si raggiungono attraverso zonali programmate interzonali con altre zone e non, che appunto sono la selezione per raggiungere le prossime tappe, che sono in giro un po' per l'Italia. Sì, il circuito nazionale. Esatto. Chiarissimo. E dunque per averci parlato dei loro recenti e importanti successi, ringraziamo di cuore Giulia Marella ed Alba Maria Zardetto, entrambe atlete e possiamo dire anche fiori all'occhiello della Compagnia della Vela di Venezia. Le ringraziamo, diciamo, per essere state con noi. Grazie Grazie a mille, voi. grazie.